Già in pieno lockdown, l'amministrazione comunale di San Donà di Piave, i dirigenti scolastici, ATVO, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 e i fornitori dei servizi delle mense scolastiche avevano avviato un tavolo di confronto per poter arrivare al 14 settembre garantendo una ripartenza del sistema scolastico in piena sicurezza. Saranno infatti ben 3.000 gli studenti delle scuole primarie che lunedì prenderanno posto tra i banchi delle classi. A loro si aggiungeranno i 6.000 studenti delle scuole superiori, di cui circa la metà da fuori comune, e poi gli iscritti alle paritarie. È una prima, era dalla Grande Guerra che non c'era un periodo di chiusura della scuola così lungo e quindi questo momento in particolare con tutte le disposizioni, alcune arrivate anche veramente in extremis, che hanno fatto correre gli uffici, i dirigenti, gli insegnanti per trovare delle soluzioni sostenibili che da una parte garantissero il diritto all'istruzione e dall'altra il diritto alla salute. Ecco, questa è una sfida che dobbiamo assolutamente vincere e lo faremo se ciascuno sarà in grado di fare la propria parte, non solo le amministrazioni pubbliche, quindi l'azienda sanitaria, oppure la scuola, oppure il comune, oppure l'azienda dei trasporti, ma ogni singola famiglia e dovremo un po' caricarci anche di quelle situazioni magari di famiglie un po' più fragili dove c'è bisogno che la comunità faccia quadrato. Tra le problematiche principali da affrontare per l'amministrazione, la questione trasporti. Sicuramente, perché il rischio che noi vediamo è che ad esempio per il trasporto degli alunni, degli studenti a scuola si utilizzino mezzi privati. Questo rappresenterebbe un problema e creerebbe grandi problemi di ritardi, di inquinamento eccetera. La mobilità alternativa vuol dire l'uso dei piedi, l'uso della bici, chiaramente per chi lo può fare, abbiamo fatto un investimento grande per le ciclabili in sicurezza, l'uso dei mezzi pubblici per i quali ATVO, che è il nostro partner speciale insomma, e che ringrazio per l'impegno che sta dando, assicura il rispetto dei requisiti di sicurezza. Grande lavoro poi per quanto riguarda le scuole, non solo per adeguare gli spazi alle nuove disposizioni ministeriali, ma anche per riuscire a garantire un ambiente sereno agli studenti, a partire dai più piccoli. La preoccupazione più grande è soprattutto quella di assicurare a tutti un rientro in sicurezza e soprattutto un ambiente sereno che possa accogliere tutti in sicurezza e in serenità. Ha avuto modo anche di sentire i genitori, le loro perplessità quali sono? Certo, ovviamente la preoccupazione dei genitori è grande, sicuramente l'attenzione sarà alta sulle misure di sicurezza che verranno prese. Abbiamo curato gli ingressi e le uscite in modo scaglionato, in modo tale da non creare assembramenti. Questa è stata la nostra prima preoccupazione. Successivamente ci siamo occupati anche del layout delle aule e quindi le distanze tra i banchi e tra appunto gli alunni affinché venissero appunto rispettate tutte le distanze così come ci venivano dettate dalle ordinanze ministeriali in questo periodo.